L'anziano sacerdote di Crespano del Grappa, assolto oggi dall'accusa di molestia nei confronti di una ragazzina, il prete ai nostri microfoni, è la fine di un incubo. Donne e violenza, l'allarme lanciato dalla Procura di Treviso, aumento esponenziale di denunce ma mancano i giudici, in città anche il capo della polizia Gabrielli, la sicurezza è un bisogno. Duplice delitto di Cison, saranno celebrati martedì alle 15 a Nervesa con cerimonia laica e funerali dei coniugi massacrati, intanto la Procura passa al setaccio i conti correnti della coppia. Weekend di maltempo, pioggia abbondante prevista domenica e così lo stop alle auto in programma per l'11 marzo viene rinviato dalla Giunta di Treviso. Risolto il mistero dell'acqua tinta di rosso nel bacino di laminazione di Campocroce a Mogliano, si tratta di un tracciante usato dai tecnici dell'Università di Padova per delle analisi, ma nessuno aveva avvertito il comune. Messe pellegrinaggi per l'anniversario numero 508 dell'apparizione della Madonna Mota di Livenza, centinaia di fedeli da tutto il Veneto in preghiera nel santuario. Ieri sera ascolti record su Antena 3 per la diretta del processo a Ervecia, Ponte Dante a Treviso, le accuse ironiche sui punti critici della città e la sentenza con l'immancabile rogo. A Maserata, grande festa per i 103 anni di nonna Medea, vive da sola, autosufficiente dai 1000 hobby e con una passione, il canto. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione da Treviso e provincia. In primo piano la cronaca, essere innocente e venire accusato di violenza sessuale solo per una carezza, una tremenda vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un prete originario dell'Alta Padovana, oggi residente nel Trevigiano, a Crespano del Grappa. Questa mattina è stato assolto con formula piena. Accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, oggi la sentenza che lo assolve in formula piena perché il fatto non sussiste. Per Don Gianni Baccega, 83 anni, la fine di un incubo. Per il sacerdote sono stati anni di angoscia e dolore, seppur la fede non lo abbia mai abbandonato, come ci racconta, visibilmente commosso e sollevato. Ha dovuto rinunciare a molto nei 4 anni in cui si è svolto il processo. È stato anche un po' dura perché per la comunicazione della Santa Sede io non ho più potuto celebrare la messa in parrocchia e né confessare, e quindi in questi 4 anni qui in casa, ecco. E tanto dolore c'è stato. Doloroso, sì, perché veniva a togliermi ciò che di più bello era del mio sacerdozio. I fatti risalgono al 2008, quando Don Gianni, originario di Fontanive e per 11 anni prete a Gazzo Padovano, era parroco in un paese del Vicentino. Qui aveva conosciuto una famiglia, madre, 2 ragazzine dell'Europa dell'Est e il patrigno, un vicentino. Le adolescenti erano solite frequentare la casa del loro prete e padre spirituale. Un giorno, racconta il religioso, la più grande delle sorelle ha chiesto di essere confessata. E lì l'ho confessata in 4 minuti, ecco. Poi al termine lei erano un po', avevano questa benevolenza, diciamo, per riconoscenza mi è venuto incontro, mi ha dato un bacio alla guancia, e dando un bacio alla guancia io ho messo la mano destra di dietro le spalle così e l'ho accarezzato 2 volte dietro le spalle così, no? E questa cosa si vede che lei non l'ha gradita tanto, ha comunicato a sua mamma e per questa cosa sono stato accusato. In realtà la denuncia è scattata 6 anni dopo l'episodio, nel 2014, uno shock per Don Gianni, sollevato dal vescovo addirittura da qualsiasi attività sacerdotale. Che cosa le resta di questa brutta storia? Ma mi resta da una parte un dolore che non avevo mai provato, però anche mi pareva come che il Signore mi desse questa prova, questa sofferenza, ecco, prima di chiamarmi in cielo. Quando ha saputo che era stato assolto, cosa ha provato? È stato io non pensavo, perché ero in questa anche fede, diciamo, no? È una gioia indescrivibile, ecco. E per un momento ho pianto da solo. Lei perdona queste ragazze, queste persone? Certo. Io sentivo che
le perdonavo pienamente e le mettevo nelle mani di Dio. Ed ora i dati allarmanti dei reati contro le donne emersi nel convegno promosso dalla Prefettura di Treviso, presente anche il capo della Polizia Gabrielli. Di contro, dicono dalla Procura, il numero dei magistrati è sempre più ridotto. 94 casi di stalking, 139 maltrattamenti e ancora 3 omicidi. E sono dati che effettivamente destano allarme. Tutte queste denunce confluiscono nella procura che ora qui rappresento sul tavolo di 4 sostituti procuratori. Stalking, maltrattamenti, aumentano i casi, aumentano le denunce, ma l'organico della procura è sempre più risicato. 4 i magistrati deputati a questi reati su un territorio di oltre 800.000 abitanti, dove i femminicidi negli ultimi 3 anni sono stati 8. Numeri che allarmano, dice chiaramente il sostituto procuratore Mara De Donada al tavolo del convegno su coesione sociale, donne e legalità promosso dalla Prefettura, con in prima fila il capo della Polizia Franco Gabrielli, che parla di misoginia ancora diffusa, di donne che non sostengono le donne, di uno scalino culturale ancora da superare e del fatto che bisogna fare di più anche come forze di polizia di fronte al coraggio di una donna che denuncia. Resta ancora da fare abbastanza, ma più che sull'aspetto penale, dove secondo me abbiamo raggiunto ormai una tutela soddisfacente, rimane ancora l'aspetto educativo. È difficile cambiare una mentalità maschilista che si è sedimentata in migliaia di anni, cambiare nell'arco di 1 o 2 generazioni. L'imprenditoria al femminile è di contro incoraggiante, la Marca è la 22ª provincia d'Italia. Se io considero quella che è l'imprenditoria che c'è nel nostro territorio, è un'imprenditoria che penso abbia superato ormai abbondantemente questo concetto di uomo-donna, ma anzi si guardi veramente a dei ruoli in base a chi si pensa sia in grado di ricoprirli. Discriminazioni, abusi, violenze superabili lavorando sulla coesione sociale, dunque nella provincia che ha dato i natali a Tina Anselmi, presenti ai 300 le 2 sorelle, si è stilato un vademecum di intervento. Una rete, quella intessuta nella Marca, che Gabrielli ha elogiato come buona pratica da esportare. Il frutto di un lavoro tra istituzioni, servizi territoriali ed enti del privato sociale, pubblico e privato, che si uniscono insieme per un obiettivo importante, qual è quello di realizzare qualcosa di concreto per migliorare la capacità di risposta. Lo avete sentito, una rete per intercettare le violenze, quella creata a Treviso, che comporta per il capo della Polizia Gabrielli delle buone pratiche che andrebbero estese anche ad altre aree del Paese, perché consente di rispondere con efficacia alle aspettative delle vittime. Ci troviamo di fronte a situazioni complesse, molto spesso alla resistenza delle vittime a farsi parte diligente per denunciare la violenza. Ecco perché dicevo che quando la donna decide poi di fare questo passo ci sia un surplus di attenzione, perché non ci possiamo permettere minimamente che la donna che vince questa grande resistenza, soprattutto a volte preoccupata di quella che noi chiamiamo la seconda vittimizzazione, cioè di passare da essere vittima addirittura a essere carnefice o comunque di essere oggetto di disprezzo, di fronte a una donna che fa un passo di questo genere, tutti, a partire dalle forze dell'ordine, della magistratura, ma anche di quel sistema che oggi il convegno giustamente metteva in evidenza, quindi i centri antiviolenza, le strutture sanitarie, tutto quello che sul territorio serve a fare squadra. Ecco, questo deve essere posto al massimo delle capacità di ognuno, perché non ci possiamo permettere che una donna che decide di fare un passo di questo genere poi venga delusa o addirittura subisca conseguenze peggiori. E il capo della Polizia Gabrielli ha preso parte questa mattina alla cerimonia di intitolazione della piazzetta accanto alla Loggia dei Cavalieri ai 4 poliziotti morti in servizio lungo la Pontebana nel 1997. Gabrielli ha sottolineato l'importanza della memoria e ha ringraziato il Comune di Treviso per aver deciso di dedicare ai 4 agenti un'area così centrale della città.
Torniamo a parlare del massacro di Cison, mentre continuano le indagini per individuare il responsabile del duplice omicidio. Martedì pomeriggio a Nervesa verranno celebrati i funerali dei coniugi. Gli amici e i familiari di Loris e Anna Maria potranno finalmente salutare per l'ultima volta i coniugi massacrati nella loro abitazione di Cison. Dopo l'autopsia, infatti, il magistrato ha dato nulla osta per le esequie. Martedì alle 15 a Nervesa della Battaglia, paese di origine di marito e moglie, i funerali con cerimonia laica. Tutto il paese aspetta da quel terribile 1° marzo di stringersi per dare l'addio a questa coppia, trucidata da una mano assassina che non ha avuto nessuna pietà dei 2 anziani. Intanto continuano serrate le indagini per dare un volto e un nome al responsabile dell'orribile delitto. Gli inquirenti continuano ad ascoltare familiari e conoscenti, la vita privata e la situazione economica della coppia sotto la lente di ingrandimento. Se si allontana sempre più l'ipotesi, la prima avanzata, quella di una rapina finita male, si fa sempre più strada la pista che a compiere il delitto sia stato qualcuno che marito e moglie molto probabilmente conoscevano e che sarebbe entrato nella casa di via Marzolle con l'intento di uccidere, accanendosi con violenza contro Loris e poi colpendo a morte anche Anna Maria. Si cerca di far luce, poi, sulle voci sempre più insistenti in paese che parlano di un tossicodipendente che sarebbe stato visto aggirarsi nei pressi dell'abitazione dei coniugi Nicolasi e che qualche giorno dopo il delitto sembra essere scomparso nel nulla. Ma restano ancora tanti interrogativi aperti per dare pace ad un paese che da quel pomeriggio vive nell'incubo. La politica con il governatore Luca Zaia che archivia le voci che parlano di un suo possibile incarico come Presidente del Consiglio. Io Premier, dice, il nostro candidato è Salvini e non ci sono alternative. Da parte mia nessuna disponibilità, anche perché mi voglio occupare dell'autonomia del Veneto, visto e considerato che ho ancora 2 anni di amministrazione da fare e quindi voglio traghettare questi 5 anni, finirli, quindi abbiamo iniziato il 2015, finiremo il 2020. Questa è la solita manfrina che torna tutti gli anni. Luca Zaia, di ritorno da Milano, dove ha preso parte all'incontro di Matteo Salvini con i leghisti neoeletti in Parlamento, archivia così le voci di una sua possibile candidatura a Premier. Il nostro candidato è uno solo, non c'è una seconda scelta o una seconda opportunità, per noi il candidato è Matteo Salvini, abbiamo corso con lui. Abbiamo massima fiducia nel capo dello Stato Mattarella, spiega Zaia, per la formazione del nuovo governo, incarico che ci auguriamo venga affidato a Matteo Salvini. Siamo pronti, continua il governatore, ma nessun accordo con altri partiti. Niente accordi con partiti, ma accordi con uomini e donne di buona volontà. Quindi nessun accordo con il Movimento 5 Stelle o con i delusi del PD? No, assolutamente no, cioè accordi organici no, perché sarebbe, come si può dire, poco rispettoso nei confronti di quei cittadini, perché se un cittadino ti ha scelto vuol dire che non ha scelto gli altri. E se poi c'è qualcuno che si vuole dissociare, che vuole invece sostenere il nostro programma, noi siamo qui. Intanto l'incontro di Milano è stato l'occasione per Zaia per ricordare ai neoparlamentari qual è la loro missione a Roma. Abbiamo parlato dell'autonomia, del Veneto, delle grandi aspettative che come veneti abbiamo, nel senso che se si andrà al governo è giusto che l'autonomia sia il primo posto. Risolto il mistero delle acque colorate di rosso nel bacino di laminazione situato nei pressi della rotatoria della provinciale 64 a Campocroce di Mogliano. Non è effetto di inquinamento, ma è dovuto ad un tracciante non inquinante che alcuni tecnici dell'Università di Padova, in accordo con il Consorzio Acque Risorgive, hanno versato per effettuare delle analisi e valutazioni sui tempi di residenza del sistema di fidodepurazione, ipotesi che avevamo anticipato ieri nel servizio. A causa di uno spiacevole difetto di comunicazione da parte del Consorzio abbiamo vissuto un giorno e mezzo di apprensione, fa sapere il Comune di Mogliano. Fin dalla mattinata di ieri ci si è mobilitati insieme ai tecnici dell'ARPA per cercare di individuare la fonte emissiva. Finalmente nella tarda mattinata di oggi abbiamo ricevuto la rassicurante notizia da parte del Consorzio, commenta l'assessore all'ambiente Oscar Mancini. Il tracciante è stato versato per effettuare analisi e valutazioni sui tempi di resilienza e di deflusso delle acque. Ed ora parliamo di questo tempo, di questa situazione meteorologica imprevedibile, dopo la neve ora alcune giornate primaverili, ma sentiamo dall'esperto che cosa ci attende per le prossime ore, un weekend all'insegna del maltempo. Prima il freddo siberiano, poi un illusorio accenno di primavera. Il periodo da ottovolante meteorologico continua. Preparate gli ombrelli perché sarà un weekend difficile. La prima ci raggiungerà sabato, ma sarà di debole intensità.
quindi il cielo si presenterà decisamente nuvoloso su tutta la regione, ma le piogge saranno veramente deboli o addirittura assenti. La seconda perturbazione sarà molto più intensa, accompagnata anche da venti di scirocco, che tra l'altro porteranno l'acqua alta a Venezia. Infatti nella serata di domenica sono attesi 115 cm di marea, quindi una marea sostenuta. La perturbazione appunto porterà piogge diffuse su tutta la regione, localmente anche di moderato a forte intensità sul Trevigiano, Vicentino e settori alpini e prealpini, dove la neve cadrà copiosa sopra i 1600-1700 metri. La prossima settimana poi, nuovo cambio. Un aumento delle temperature che supereranno i 12-14 gradi su tutta la pianura, e il cielo si presenterà generalmente parzialmente nuvoloso, quindi con un sole prevalente, in attesa di una nuova perturbazione attesa per giovedì prossimo. E proprio le pessime previsioni meteo di domenica hanno costretto la Giunta di Treviso a rinviare a data da destinarsi la domenica ecologica prevista l'11 marzo. Il provvedimento prevedeva la chiusura al traffico di tutto il centro storico con una serie di eventi e iniziative volte ad informare a 360 gradi la popolazione in merito allo stato dell'ambiente e delle acque del territorio, con precise indicazioni su stili di vita e comportamenti ecosostenibili. Passa con il 60% dei voti favorevoli l'ipotesi di accordo sull'uscita dal contratto di solidarietà e sulla flessibilità all'Electrolux di Susegana. Questo è il risultato della votazione tenuta oggi nel corso delle 2 assemblee dei lavoratori allo stabilimento trevigiano della multinazionale del freddo. Dei 618 dipendenti Electrolux che hanno partecipato al voto, 370 si sono espressi a favore dell'intesa, 242 contrari, 4 le schede bianche e 2 nulle. L'esito dello scrutinio riconosce il lavoro di mediazione svolto dalle segreterie di categoria al tavolo di coordinamento nazionale Electrolux. Un risultato ci permette di uscire dalla fase di crisi e aprirne una nuova. La chiusura anticipata del contratto di solidarietà pone le basi per ragionare su nuovi temi di carattere aziendale e aprire nuovi fronti, afferma Enrico Botter, segretario generale FIOM CGIL di Treviso. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali per parlare di un incontro organizzato dall'USL 2 per fare il punto sulle malattie rare. Il titolo: Malattie rare, parliamone. A Sant'Artemio la presentazione della nuova rete di imprese tra utilities delle province di Treviso e Belluno, Ascotrade, ATS, Piave Servizi, Contarina, Savno, Ater, Mom, Valpe Ambiente, a cui si affiancano le municipalità allo scopo di pesare di più. È un passaggio storico, è la prima volta in Italia che si costituisce una rete di impresa fatta da utilities che erogano servizi diversi. I progetti innovativi ci permetteranno di cambiare anche sul territorio le opportunità, dare nuovi servizi e possibilmente facendo risparmiare i cittadini. Recepire e sviluppare i temi oggetto di investimenti e promozione da parte dell'Unione Europea, ma anche a livello nazionale e regionale. Ci mettiamo assieme sostanzialmente per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Le sfide per noi sono l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, l'uso e il risparmio di risorse, degli sprechi, e quindi metterci assieme aziende che lavorano in diversi settori per accedere a fondi comunitari mi sembra che sia una cosa importante. Produrre energia dai rifiuti sono processi che costano quattrini, molti, e non possiamo far gravare tutti sui cittadini, dobbiamo attingere anche a quelli che sono i giusti finanziamenti europei su questi procedimenti, quindi l'Unione fa la forza. Obiettivo principale, riuscire a far squadra per arrivare in Europa, in Regione e a Roma e portare a casa finanziamenti per le nostre reti, il che vuol dire in termini pratici maggiori servizi e minori costi per i nostri utenti. Se un'azienda per conto suo andrebbe in cerca di questi bandi probabilmente non porterebbe a casa niente. Tutti insieme si riesce a portare a casa, ma è fondamentale perché si porta a casa per il territorio investimenti verso i nostri cittadini che altrimenti verrebbero meno.
E allora adesso vediamo il servizio sul convegno organizzato dall'USL 2 sulle malattie rare. Malattie poco note, difficili da diagnosticare ed ancor più da curare sono le malattie rare, quelle che colpiscono al massimo 5 persone su 10.000 e proprio in quanto rare fanno sentire ancora più solo chi ne è affetto, spesso bambini. Per fare il punto su queste patologie, l'ULS 2 assieme a Teleton e Comune di Treviso ha organizzato un incontro sabato prossimo a Palazzo dei 300. È proprio un evento organizzato per la popolazione, per i cittadini, per tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere un po' di più relativamente alle malattie rare, che sono malattie poco frequenti, ma ancorché poco frequenti, importanti. Presso la nostra azienda sanitaria ci sono dei professionisti, ci sono dei ricercatori che se ne occupano da anni e che possono prendere in carico questi pazienti, soprattutto non lasciandoli soli a se stessi. Malattie rare, parliamone, i nostri medici raccontano, è il titolo dell'incontro che si aprirà sabato alle 9 a Palazzo dei 300, un evento nel quale molti esperti di malattie rare risponderanno ai tanti interrogativi dei malati e dei loro familiari. Quando una persona si ammala di malattia rara è disperata, non sa a chi rivolgersi e noi vorremmo invece far capire che c'è un centro per le malattie rare che è appena stato istituito, ma ci sono anche altri reparti in cui si seguono i malati di malattie rare e si studia, si fa ricerca. Oggi 9 marzo a Motta si è celebrato l'anniversario numero 508 dell'apparizione della Madonna. Tanti fedeli giunti da tutto il Veneto per partecipare alle messe solenni e ai pellegrinaggi. Era il 9 marzo 1510, quando ad un anziano devoto, Giovanni Cigana, apparve per la prima volta la Madonna. Da quel giorno, ogni anno, oramai da 5 secoli, nel santuario di Motta si celebra l'anniversario dell'apparizione, con pellegrinaggi e messe solenni. Stamane si è ripetuta la cerimonia di accensione della lampada votiva con l'olio offerto dal comune di Annone Veneto. A nome della comunità civile di Annone Veneto, rinnovo a te, Santa Madre di Dio, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Significa confermare il grande attaccamento, la grande devozione della nostra gente alla Madonna di Motta. Centinaia le persone arrivate a Motta da ogni parte del Veneto. Chi viene qui ogni 9 marzo per tradizione, chi per chiedere una grazia alla Madonna, perché anche in un'epoca in cui regna l'apparenza e il materialismo sembra esserci ancora bisogno di spiritualità. La Madonna mi aiuta in tante cose, specialmente nella malattia e nell'aiuto specialmente ad accudire gli ammalati. A mio marito è malato, comunque sono venuta perché vengo sempre. Ho sentito da 2 o 3 giorni che aspetto questa giornata. Io sento il bisogno, anche perché ho avuto dei problemi nella vita. Ieri sera in centro a Treviso si è svolto il tradizionale processo e poi rogo alla Vecia, seguito in diretta dalla nostra emittente con uno speciale che ha registrato un record di ascolti. Anche quest'anno la Vecia è stata accusata delle magagne della città. A sentir tutti i strafalcioni, i trucchi e monae, i pregi e i difetti, che a siora che caprometto, ma vedova mantegno. Ponte Dante anche quest'anno ha fatto da sfondo al processo di Avecia. Sul banco degli imputati Checca Prometto, vedova mantengo, accusata dei problemi della città, a partire da una tradizione che sta scomparendo. Ma io sai, signor magistrato, che sta brutta vecciassa è appicata. A nega porta via la nostra bella tradizione del pane e vin. Innocente! Ma me cliente! Perché il fumo inquina! E poi come non menzionare Piazza Santa Maria dei Battuti. Finalmente messa a posto, ma quelle macchine che va dentro e fuori spaccando per fin e banche e tonde de Piera. Ma ce n'è davvero per tutti, anche per la politica romana, con lo stipendio dei barbieri e dei parlamentari. Solo un accenno per tornare alle magagne più vicine, come il regolamento comunale per la cura del verde o i sacchetti per frutta e verdura a pagamento. Spetta e non ti puoi portarti una borsa da casa perché ti squacqueri i batteri dappertutto. Pagando i sacchetti giustamente, perché dopo averli doparai, te può anche mangiarli
facendo i boia con i fasioi e patate. Parchese Pio. Finita la requisitoria è il momento del verdetto. Alla fine lo spettacolo del rogo de Avecia sulle acque del Sile. Ci spostiamo adesso a Maserata per il compleanno di nonna Amedea, che oggi ha spento 103 candeline. Andiamo a conoscerla nel prossimo servizio. Come hai fatto a ricordarti? Bene, grazie! Ricordi ancora questa nonna? Amedea Berto ha trascorso così il giorno del suo 103esimo compleanno, tra una telefonata e l'altra e un via vai di persone arrivate nella sua casa di Maserata per farle gli auguri. Ringrazio l'Altissimo che sa quello che dico. Brillante, una memoria da fare invidia ai più giovani e una risata disarmante. Nonna Amedea racconta un po' di sé. Il segreto per arrivare così in forma a 103 anni? Ho sempre lavorato, sai, non dovevo buttarmi proprio a terra. Facevo la tessitrice, ma dopo i campi mi aspettavano sempre. Ma è la sua risata, la sua vivacità, il vero segreto. Brutti musi non mi vanno. A 16 anni da Maserata si trasferisce in Svizzera. Dai 16 ai 27 anni in Svizzera e quella mi è rimasta in cuore. E oggi le amiche conosciute in Svizzera le hanno inviato un pacchetto regalo con le foto di quel periodo che Amedea non dimentica e durante il quale non sono mancati i corteggiatori. Una volta dicevano che ero bella. Mi guardavano. A 29 anni il matrimonio, poi 3 figli che le hanno regalato 8 nipoti e 13 pronipoti. Sono ricca anche per questo, dice la signora Amedea, che vive da sola, si sveglia presto al mattino, si prepara il pranzo e poi si dedica alla lettura e al cucito. Una passione, il canto. È già passata un'ora. La lettera d'augurio non l'hai scritta ancora. Intorno a lei solo parte dei tantissimi fiori arrivati per festeggiare il compleanno e con la sua solita ironia dice: ma non merito. Davvero complimenti a nonna Amedea. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 subito dopo di noi. Si parlerà di donne, della battaglia delle donne, della violenza, ma anche della lotta ogni giorno nel mondo lavorativo. Lo facciamo insieme a Stefania Barbieri, consigliera di parità della provincia di Treviso, e all'avvocato Letizia Ortica. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni portando un tempo molto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 10 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo molto perturbato con piogge diffuse un po' su tutti i settori, generalmente comunque di debole intensità. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 9 e gli 11 gradi circa. Tempo molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione infatti si prevedono precipitazioni diffuse un po' ovunque. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime si attesteranno intorno ai 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, maltempo con piogge su tutta la nostra regione. Temperature minime comprese tra 5 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra i 9 e i 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Kronos è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.